grazie all'Accademia di Belle Arti che gestisce questo spazio e lo ha reso disponibile, grazie agli organizzatori del TEDx che lo hanno sistemato perché fosse possibile organizzare questi incontri, grazie al Comune di Sassari che ce lo ha messo a disposizione per quest'estate. Il Festival Entula esiste grazie al contributo regionale dell'Assessorato alla Cultura e alla Fondazione di Sardegna. Primo romanzo di Serena Bortone che ci racconterà con una conversazione Lorena Piras, e quindi buona conversazione a tutti. Grazie Aldo, buonasera a tutti e a tutti. Simona Bortone, ben trovata a Sassari. Serena, non ti preoccupare, campa tranquilla. Stasera ti conosceremo nella veste di scrittrice. A te Vicino così dolce è il tuo primo romanzo. Tu ci porti negli anni '80, nella adolescenza vissuta negli anni '80. E tre sono i protagonisti: Serena, la sua migliore amica Vittoria e Paolo. Paolo che ha un segreto di cui parleremo più avanti. Non è uno spoiler, ma il segreto di Paolo è il punto di partenza del romanzo. E tu ci parli di Paolo partendo da un'immagine molto particolare, che è quella di un fumetto di Topolino in cui c'è Topolino con una nube alle sue spalle, che è il fato. E infatti Paolo è come il fato, arriva nelle vite di Vittoria e di Serena, sparigliando le carte e travolgendo le loro esistenze. Perché questo è sì un romanzo, però è una storia vera, è l'adolescenza di Serena. Tu scrivi che questa storia ti ha ossessionato per tutta la vita. Come mai ti ha ossessionato per tutta la vita e come sei arrivata a scriverla? Bene, buonasera a tutti, mi sentite? Rimbomba, la voce a posto? Innanzitutto volevo ringraziarvi per aver deciso di dedicare un pochino del vostro tempo a stare qui a chiacchierare insieme, ascoltarci, ascoltarmi. Sono in ritardo, scusatemi, per una volta non è colpa mia, io sono sempre in ritardo perché in realtà cerco sempre di tirare le cose il più possibile, perché soprattutto quando sto in posti o in luoghi o in situazioni che mi piacciono cerco sempre di accumulare, diciamo, dei volti, chiacchiere, facce, però per una volta, diciamo, mi spalmo il senso di colpa, però mi scuso comunque e sono molto felice di essere in Sardegna. Ero ad Alghero prima, Sassari la conosco meno, che è un luogo che amo moltissimo, come amo molto il popolo sardo e amo, diciamo, anche una certa anarchia, una grande indipendenza di giudizio che diciamo, il popolo sardo conserva nel proprio cuore e nella propria testa, e quindi qui mi sento sempre a casa, è un luogo dell'anima e del cuore, quindi sono felice di questo invito. Allora sì, il romanzo è una storia che ho realmente vissuto nella mia adolescenza, anche se non è proprio un'autobiografia, perché in realtà io, tanto per farvi un esempio, io sono figlia unica, nel libro sono figlia unica, io non lo sono. Ho dato alla voce narrante il nome di Serena perché questa ragazzina adolescente che è piena di dubbi, di insicurezze, anche molto cervellotica, molto razionale, pensa di poter controllare tutto, ha tutte queste citazioni da liceo classico, come appunto il cogito ergo sum, no? Urlo troppo? Possibile. Vado? Meglio? Mi sentite? Ok. E quindi, diciamo, a un certo punto, mentre io lo scrivevo in prima persona, e poi questa voce narrante doveva avere un nome. A quel punto ho detto va bene, la chiamo come sono, perché effettivamente è una figura che ha tanto di quell'adolescente che ero. Mi faceva anche molto così, avevo anche tanta voglia di scrivere questa storia perché volevo indagare un po' l'adolescenza, che è una fase che tutti noi abbiamo vissuto, non è una fase spesso felice
non so quanti di voi la ricordino con gioia l'adolescenza, perché è un periodo nel quale non sappiamo bene di, ecco, già vedo un buon mormorio, siamo tutte sorelle e fratelli, no, perché generalmente, insomma, non sappiamo bene chi siamo, dobbiamo un po' definirci, cerchiamo il nostro posto nel mondo, cerchiamo di capire, siamo ossessionati, spesso abbiamo paura di non piacere agli altri, paura di non riuscire a essere amati, io anche avevo paura di non riuscire a amare perché vedevo sempre i difetti di tutti, e quindi insomma qualcosa che faccio ancora, no? Un po' meno, però insomma diciamo c'era questa idea molto, c'era questa tentazione molto razionale, no? E quindi l'idea di lasciarsi andare non c'era, io poi ho avuto un'infanzia e un'adolescenza molto performer, ho fatto, sono andata a scuola a 5 anni, a 9 anni vincevo un corso di pianoforte, presentavo gli spettacoli nelle parrocchie per raccogliere i fondi per le missioni in Africa, quindi diciamo sono stata sempre molto cioè appartengo a quel tipo di bambina adolescente che pensava che si poteva essere voluti bene se si faceva i bravi, no? In realtà poi la vita è molto più complessa, però c'era questa idea che se tu andavi bene a scuola, eri brava con tutti, poi alla fine potevi meritare l'amore dei tuoi genitori, poi in realtà l'amore prescinde, no, dalle tue prestazioni, però c'era un po' questa cosa. E quindi insomma volevo raccontare l'adolescenza attraverso, diciamo, la formazione mia di quella che era all'epoca la mia migliore amica, che diciamo è una figura importante nelle adolescenze di tutti, cioè spesso quando noi siamo ragazzini abbiamo, no, una migliore amica o un migliore amico che ci accompagna, e ci accompagna ed è importante perché il fatto che diciamo siamo riconosciuti e benvoluti da quella persona ci rassicura, e poi si cresce insieme, quindi un tipo di amicizia che poi non verrà più riproposta, cioè, potremmo avere amiche, amici molto forti, molto importanti nel resto della nostra vita, però quell'emozione vissuta nell'adolescenza non la ritrovi, perché appunto quella persona è stata testimone del tuo passaggio. E poi perché questa storia appunto arrivando poi questo ragazzo Paolo che è diventa anche il fidanzato della mia migliore amica, che insomma più o meno sconvolge un po' le vite di tutti, per un segreto che si porta dietro, che non racconta alla mia migliore amica, né tantomeno a me, che comunque gli volevo bene perché volevo bene alla mia amica, e poi perché lui mi era simpatico ed era una persona molto, molto carina, molto affabile, molto empatica, molto pronta a insomma, riconoscerti, a venirti incontro, e quindi diciamo mi ha dato anche una serie di elementi importanti rispetto al giudizio, perché questa è una vicenda nella quale non ci sono vittime e carnefici, cioè sono come poi avviene nella vita, no? Raramente, o meglio, ci capita nella vita di sentirci vittime o di talvolta, senza magari renderci conto, essere carnefici di qualcuno. Succede nelle relazioni amorose, succede magari sul lavoro, nessuno di noi riconoscerebbe a se stesso di aver fatto delle azioni cattive, però purtroppo spesso cioè, può capitare di compierle. Ecco, questa storia per la prima volta nella mia vita mi ha insegnato a non giudicare, perché appunto è una storia piena di chiaroscuri, e mi ha, diciamo, tolto quel dogmatismo un po' manicheo che, diciamo, da ragazzina tu hai, no? Buoni, cattivi, questo è giusto, questo è sbagliato, la vita non è così. Io dico anche fortunatamente, però insomma diciamo quella è stata la prima volta nella mia vita in cui mi sono resa conto che esprimere giudizi non era corretto, perché la realtà era molto più complicata. I tre protagonisti vanno incontro alla costruzione della propria identità. Serena è quella perfettina, anche se in realtà si sente profondamente inadeguata. La conosciamo già dalla prima riga con un tentativo di suicidio perché ha litigato con la madre. Poi c'è Vittoria, che apparentemente è quella più sfrontata, più scafata, ma hai parlato di vittime, Vittoria è vittima in un certo senso, e poi c'è Paolo appunto che è il fato, Paolo che mente a Vittoria, mente a tutti, tranne che a se stesso, e Paolo appunto ha un segreto. Chi è Paolo?
Allora, prima di arrivare a questo vorrei un po' inquadrare il periodo nel quale noi viviamo. Questo lo dico perché ovviamente questa è una storia che non potrebbe avere, oggi non potrebbe esistere, perché abbiamo internet, perché abbiamo tanta conoscenza in più, perché c'è maggiore dimestichezza con i temi, ad esempio, della sessualità, dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere. Io non so voi, ma insomma, mia madre, mia famiglia non mi aveva raccontato nulla, cioè per noi il sesso era qualcosa di legato a così, qualche racconto di amica più esperta, no? Oppure se trovavi il giornaletto zozzo nei cantieri, io ancora me lo ricordo, però è un giornaletto pornografico in un cantiere di un palazzo, e rimasi impressionata perché erano cose che nessuno mi aveva mai spiegato. Io poi frequentavo una scuola cattolica che casualmente è proprio la scuola cattolica di Albinati, si chiama l'Istituto San Leone, peraltro è la scuola dei cosiddetti parioli del Circeo, anche se io sono di una generazione successiva. Però insomma, diciamo questo ambiente di Roma bene, molto vattato, tutelato. Io insomma sono molto attratta dai microcosmo in generale, come narrativamente parlando, perché il microcosmo ti restituisce spesso tante piccole, cioè ha in sé i contenuti di una società più grande, no? Quindi lì c'erano tanti carnefici, era comunque un ambiente molto classista, che io non sentivo mio, insomma, non mi piaceva perché non ne facevo parte, insomma, dove appunto la compagna di classe più perfetta di tutte festeggiava i 15 anni vestita con una pelliccia di visone, ecco, e poi c'erano tanti piccoli soprusi verso persone che erano magari meno abbienti, c'era molto classismo verso chi abitava nelle periferie, e tutto questo si inserisce negli anni '80, che sono stati, chi di voi ci è passato perché era adolescente come me o comunque perché li ha vissuti o da bambino oppure già da adulto, ricorderà che sono forse l'ultimo decennio che ha ancora una catalogazione molto precisa, no? Noi parliamo degli anni '80 come parliamo degli anni '70, diciamo gli anni 2000 li capiamo meno, anche gli anni '90 sono un pochino più svaporati, invece gli anni '80 erano quelli successivi agli anni di piombo, quindi per fortuna si stava così, stava venendo meno la contrapposizione politica, e questo ovviamente era un dato positivo perché c'era meno violenza, era un dato negativo perché c'era molta meno idealità. Noi negli anni '80 volevamo, come diceva Cyndi Lauper in una sua immortale canzone, no? Girls just want to have fun. Cantavamo quello, ballavamo Duran Duran, c'erano Duran Duran e gli Spandau Ballet, non so se voi eravate più Duran Duran o più Spandau Ballet. Spandau pure io, ho partito Spandau tutta la vita. C'era Madonna che ci insegnava la sfrontatezza, no? Anche Like a Virgin, Papà d'un Principe, tutte canzoni di emancipazione sentimentale e sessuale. Poi c'era 9 settimane e mezzo che ci spiegava l'erotismo, ed erano anni molto fatui, per cui noi ci vestivamo, erano gli anni in cui si affermavano i marchi, c'era da noi a Roma, ma un pochino ovunque, c'erano gli zeri di vendetta, c'era la cintura del Ciarro, c'era il 500-501, col pataccone davanti, quella tutti ce l'abbiamo. Pensate, io l'ho ricomprata in un negozio dell'usato, perché quando l'ho vista dico no vabbè, questa la devo riprendere, di Camperos, però insomma c'era un inizio di omologazione che poi insomma si sarebbe un po' decostruita, però insomma quella di cui parlava Pasolini quando diceva no, che eravamo tutti vestiti uguali, o quelli che erano vestiti come noi erano quelli che imitavano quelli vestiti come noi più ricchi, quindi la Lacoste, c'era il coccodrillo più largo che era la finta Lacoste, e poi c'erano appunto tutte queste piccole ritualità, non so, si usciva, non c'erano i telefonini, perché ovviamente ci si vedeva al bar per poi andare insieme in discoteca il pomeriggio, e le feste nelle quali dovevi andare vestito con le calze ricamate e le spalline, che poi peraltro sono tornate di moda, perché poi tutto, no? Torna, c'è un eterno ritorno, diciamo, nella vita, e quindi gli anni '80 erano la nostra colonna sonora, erano anche per me e per molti ragazzi di
della mia generazione l'idea di andare a studiare l'inglese, perché era la prima generazione nella quale si dicevano che le lingue sono importanti, per cui venivamo spedite con grande gioia, nel caso mio e della mia amica, a Londra, perché a Londra perché lì appunto, eravamo nelle famiglie oppure nei college, e lì si sperimentava la libertà, e noi avevamo una cosa che ad esempio i ragazzi oggi non hanno, che è l'idea della fuga, perché ora sono tutti molto controllati, no? Cioè, sono telefonini ovunque, noi potevamo permetterci il lusso quando eravamo all'estero anche di sparire per 2 giorni, tanto poi la mamma quando la chiamavi diceva oh, ma non mi hai chiamato, no? Però dicevi che non c'era la cabina telefonica, era rotta, non trovavi il gettone, qualunque scusa era buona, no? Oppure facevi la chiamata, la call and call, no? La chiamata a carico del destinatario, ve la ricordate? Sì. E poi scattavamo le foto che erano materiali, vi ricordate le foto? No? Adesso ne abbiamo tutto in materiale. Noi avevamo questo rito a settembre che andavamo a portare i rullini, 36 o 24 foto, e spesso la foto più importante di tutta la vacanza era venuta male, per cui c'erano gli occhi rossi. Però ecco, tutto questo bagaglio, io non sono una nostalgica, però devo dire che quando poi sono rientrata in quegli anni, nella mia adolescenza, è veramente, cioè è veramente qualcosa che non tornerà più, perché è un mondo in fondo non così lontano, sono passati 86, 87, meno di 40 anni, però è veramente preistoria. E quindi diciamo restituire nel dettaglio il profumo di quegli anni che sono stati fatui, l'edonismo reganiano, pensavamo che tutto sarebbe andato benissimo, ci volevamo solo divertire, poi ovviamente purtroppo non è andata così, nel senso è vero, è crollato il muro, meno male, però poi le guerre sono continuate, sono venute fuori altri tipi di contrapposizioni e quindi insomma diciamo la storia non è finita, come diceva quello storico, no? La fine della storia dopo il crollo del muro è andata, il capitalismo ha vinto, e invece non è così. E però quindi quell'incanto perduto, quell'illusione di felicità o di possibilità di agganciarci a una felicità sconosciuta o comunque da esplorare, insomma è venuta meno. Però resta un po' il ricordo e anche quest'idea che tu, non conoscendo le cose, avventurandoti nel mondo, avevi la possibilità di scoprirle, e scoprirle nel vero senso della parola, procedevi a tentoni, però indovinavi, e indovinare una cosa che i ragazzi oggi non hanno, perché si sa tutto e tutto può essere comunicato, spiegato, è un bene, però appunto, ti perdi quella possibilità esplorativa che invece noi avevamo. Ti perdi la possibilità di fare sega a scuola, si dice a Roma, di non andare a scuola per un giorno, non so quanto si dice in Sardegna. Come? Fare ferie? In tutti i posti d'Italia lo chiedo, quasi tutti, mi diverte molto. E i ragazzi non lo possono più fare adesso. E diciamo questo profumo di libertà e anche di piccole trasgressioni che noi facevamo a Londra oppure appunto nei giorni liberi, non c'è più. Non è più compatibile con una quotidianità invece tutta, diciamo, anche non solo controllata, ma anche fotografata, immortalata, comunicata, pubblicizzata sui social, eccetera. Non c'è nulla di male, però ovviamente è una cosa diversa. Quindi quando arriva Paolo è un ragazzo ricco come noi, forse anche più di noi, guida una Maserati Biturbo, un ragazzo carino, bello, interessante, con un bel viso, piccolino, e un giorno per una delazione si viene a scoprire, ma la cosa viene circondata di mistero per tutto il tempo, perché la mia amica Vittoria non crede a questa delazione, che in realtà Paolo è un ragazzo che è nato all'anagrafe Paola, quindi si direbbe oggi la sua identità di genere non corrisponde al suo sesso biologico. E nel 1987 tutto questo era esistente, per cui se da una parte diciamo, quindi Paolo diventa in qualche modo, come dicevi giustamente tu, il primo chi più di tutti vuole uscire dall'invisibilità, cercando di affermare se stesso, così come noi in misura minore, adolescenti, tutti gli adolescenti cercano
anche con i tentativi di suicidio iniziale, io ero così per entrare nel vivo del disagio adolescenziale, no? Cerchi di comunicare che ci sei e quindi fai queste cose un po' grottesche, no? Come quello di ingoiare le pillole, poi ovviamente avvisare la tua migliore amica che l'hai fatto, quindi poi vieni salvato ovviamente. Però appunto sono tutte modalità per dire eccomi qua, io esisto, e per Paolo ovviamente è tutto molto ma molto più complicato. C'è tanto corpo nel tuo libro, il corpo esibito, il corpo nascosto, il corpo di cui ci si vergogna, il corpo con cui ci si confronta in maniera diversa anche rispetto a oggi. Serena e Vittoria si sentono grasse, c'è una scena molto divertente che è quella della pizza alla spiaggia. Ce ne sono tante. Sì, la mia migliore amica diceva sempre che fanno le ciccione alle feste, si siedono e mangiano, perché per noi mangiavamo, ci sedevamo e mangiavamo, gli altri ballavano, ma noi le patatine erano nostre. E la domanda è appunto il corpo, quanto è importante nel tuo romanzo. Sì, devo dire, poi delle volte quando scrivi manco neanche ti rendi conto, no, probabilmente, però è una cosa che hanno notato altra critica, insomma, altra collega giornalista del mio libro, è vero, innanzitutto perché gli anni '80, essendo anni di estetica, di trionfo dell'estetica, perché noi non facevamo confronti di tipo intellettuale né tantomeno ideologico, ma nemmeno ideale, cioè noi quello che ci importava era essere vestiti bene e essere belli, che di per sé è una cosa terribile se ci pensate, però quegli anni erano così. E quindi, e poi questo si aggiunge anche che in adolescenza, siccome c'è una fase di crescita, no? Quindi non si è mai bellissime o bruttissime, si è sempre in quella strana via di mezzo, per cui hai il seno, però se è grosso lo vivi come un paccio perché ti sembra troppo provocante, troppo provocatorio. Poi io figuriamoci, in educazione materna mia madre era sempre copriti e prendi dei giseni che schiaccino, era così, adesso fa molto ridere, però così è andata. E quindi sì, diciamo il nostro primo mezzo di comunicazione era quello, e l'inadeguatezza del fisico, che ovviamente è per lo più, diciamo, l'insicurezza mentale, no? Perché poi crescendo tu impari che quello che ti sembra un problema, il chilo di troppo, il chilo in meno, in realtà non significa nulla, e quindi la tua consapevolezza va al di là della tua fisicità esteriore, e quando impari questo impari che la comunicazione corporea non è data dalla tua bellezza o dalla tua perfezione, peggio ancora, ma da quanto tu sei capace di trasmettere, no? Con gli sguardi, con le mani, con i sorrisi. E questo però quando sei adolescente non lo sai e vivi di insicurezze. Tu presenti il tuo libro anche nelle scuole ai ragazzi. Quando descrivi gli anni '80, che sembrano così lontani, c'era l'attesa per le telefonate, l'attesa del vedersi, l'attesa per sviluppare le foto. Tra l'altro c'è un capitolo molto bello sulle foto e sull'ultimo rullino. Quello di Steve McCarthy, che peraltro poi ho ospitato oggi o l'altro giorno su Rai 1, ospiti. Steve McCarthy è il fotografo, quello della bambina afghana, ve lo ricordate, il viso della bambina? Lui è un figo spaziale, nel senso proprio ontologico del termine, c'è un signore âgé che ha girato il mondo con quest'occhio super vispo, che si è, non so, mangiato rullini per evitare che se li mangiato no, però insomma, ha fatto delle cose molto, insomma, abbastanza eroiche per cercare di fuggire anche dai luoghi di guerra, di salvare i rullini che aveva sviluppato, e l'ultimo rullino della Kodak venne appunto affidato a Steve McCarthy, che ne fece 36 foto, uno in ogni paese diverso. Io mi ricordo che vidi questa mostra, mi sembra a Istanbul, però non è andata poi in giro da varie parti, e proprio scoppiai a piangere per l'emozione che ricordo delle fotografie, che io amo moltissimo le fotografie, ma come amo altre mille cose, ne amo la musica classica, l'opera, il cinema, quindi diciamo è una delle mie tante passioni, tante cose che risucchio della vita. E quindi ripensandoci, la foto, quella stampata,
ti riconsegna un passato che non c'è più, così come anche io ho la passione di collezionare foto antiche, foto dei primi Novecento, perché vabbè è una roba un po' psicopatica, perché una volta vidi queste foto di famiglie abbandonate, non potevo tollerare l'idea che persone che si erano messe in posa e avevano, diciamo, vissuto il momento della prima foto come probabilmente un momento di consacrazione sociale o familiare, venissero poi abbandonate in un solo vecchi o in un mercatino, per cui nella mia psicopatologia mi sono data il compito di salvare tutte le foto che incontro nei vari mercatini o negli antiquari, perché in qualche modo è come se li preservassi dall'oblio. E quindi sì, no, le foto sono strumento di comprensione, poi attraverso la foto vediamo l'altro, rivedendole ci ricordiamo che cosa abbiamo provato a non scattarle, adesso tutto questo non c'è più perché poi diciamo, è tutto diventato pubblico, e sono spesso foto filtrate, che c'è niente di male, dei filtrini, sei più giovane, va bene, ti smagrisci, va bene, cioè non è un problema, però è ovvio che se la tua immagine che tu trasmetti al mondo non è mai quella autentica, ma è sempre quella filtrata, perché appunto ci hai messo il filtro, o ti sei studiata l'inquadratura che ti fa apparire maggiormente magra o grassa a seconda delle situazioni, ecco, in qualche modo tu perdi la tua autenticità, no? Perché tu comunichi in un modo, nel modo che tu che non comunichi te stessa, ma comunichi quello che tu vuoi comunicare, quindi questo alla lunga può essere un po' destabilizzante perché ti fa perdere la tua spontaneità. Come reagiscono appunto i ragazzi quando descrivi questi anni '80 e anche di fronte alla storia poi di Paolo? Da una parte appunto è stato molto divertente, ad esempio un ragazzino mi ha 25 anni, credo, insomma, una delle prime presentazioni mi ha detto una frase molto carina, mi ha fatto venire la nostalgia del non vissuto, che credo sia un verso di Guccini, e questo mi fa piacere perché quello che io ho cercato, io amo molto la narrativa americana, soprattutto di quegli anni, quindi Easton Ellis, David Leavitt, Paul Auster, peraltro è scomparso da poco, anche con quell'ossessione per il particolare che ad esempio Easton Ellis in American Psycho ha, no? Non so chi l'ha letto, però appunto questa idea, marchi, io sono uno dei miei romanzi cult, anche se diciamo la storia di un yuppie, si diceva all'epoca, insomma, di un agente di borsa milionario, miliardario, insomma, milionario, che sgozza tutte le persone che incontra, insomma, non è probabilmente una storia edificante, ma insomma è un romanzo abbastanza epocale sul cinismo e sulla fatuità di quegli anni. E, no, ovviamente per loro è anche molto complicato pensare che un ragazzo transgender in quegli anni non potesse essere libero di essere se stesso, ecco, quello è molto, molto bizzarro per loro, per fortuna, e quindi non capiscono perché non si potesse essere più liberi di essere se stessi, di dichiararsi, e invece bisognasse ricorrere appunto a bugie per il semplice fatto che non esisteva, appunto c'era uno stigma sociale fortissimo, soprattutto per un ragazzo F2M, cioè qualcuno con all'anagrafe con sesso femminile biologico che, diciamo, tempo si diceva diventava maschio, insomma, adesso so che molte transizioni sono soprattutto F2M, ma all'epoca non esistevano. Abbiamo accennato alle bugie di Paolo e all'essere vittima di Vittoria. Vittoria vuole credere a tutto ciò che Paolo le racconta perché non vuole vedere la verità, per paura di soffrire, comunque non vuole vedere la verità. Tu citi una frase da Io ti salverò, una donna innamorata è l'ultimo gradino della scala evolutiva, e scrivi anche tutto ciò che si opponeva a quella felicità, compresa la verità, doveva essere allontanato. Quanto siamo disposti ad accettare le bugie, a essere ingannati? Io devo dire che riflettendo poi su questa vicenda e anche sull'assurdità di questa vicenda,
soprattutto se visto con occhi contemporanei, all'epoca purtroppo non lo era, e credo che poi ho capito da questa storia che alla fine quando noi siamo innamorati o innamorate siamo tutti un po' stupidi. Adesso quello che ho messo di salverò, ma appunto c'è Sex and the City che dice, una frase del film dice era una donna intelligente fino a quando sei innamorata, ma lo stesso vale per gli uomini, no? C'è la frase finale di Un amore di Swan, quando lui dice che si è disperato per Odette, si chiamasse lei, vabbè, cito a memoria, e lui dice ho desiderato di morire, ho perso la testa per una donna che nemmeno mi piaceva, perché se chiunque di voi abbia provato almeno una volta nella vita, e se non l'avete provato vi auguro di provarlo, anche se poi dopo non dovesse durare, l'incanto amoroso, l'inganno anche dell'amore, sa che tu quando ti innamori, tu le cose brutte della persona che ami non le vedi proprio, ma va bene così. Cioè io devo dire che tutto sommato il fatto che diciamo esista un inganno così potente, così inebriante, qual è quello che deriva dalla pulsione amorosa, io poi mi dico col senno di poi, meno male che l'ho vissuto, anche se poi dopo ho pianto, mi sono disperata, ho pensato come ho potuto fare, cioè ognuno di noi poi conserva un amore nel quale dice, ognuno, non so, non è detto, no, però molti di noi conservano un amore nel quale a un certo punto poi uno si dice ma come ho potuto? Eri innamorato, eri innamorata, meno male però, perché se noi controllassimo tutto ci perderemmo una vasta sfera emotiva che ha, secondo me, nell'amore il picco più alto e più gratificante. Certo, poi diciamo non sempre poi le conseguenze sono piacevoli, perché nel migliore dei casi i difetti che tu non vedi sono difetti, sono piccole cose che poi così non cambiano l'essenza della persona alla quale hai rivolto la tua attenzione. Nel peggiore dei casi, e non parlo ovviamente di amori tossici, perché quindi non lo considero amore, quello che considero forme di schiavitù, di possesso, di crudeltà e quindi di violenza non mi interessano. Però nell'amore, diciamo, paritario, talvolta può capitare che appunto poi dopo quando uno si sveglia da questo intanto poi tu perdi tutto, però intanto l'hai vissuto. E questo devo dirvi che ripensando anche alla mia adolescenza, che era appunto molto attenta al controllo, aver avuto invece, riflettendo su questa storia, capisco che invece è stato tanto più bello quanto più io sono stata capace anche di autoingannarmi sull'amore, meno male che l'ho vissuto. E questo fa parte, se vogliamo, anche di un tema più generale che sono i ricordi e la necessità di perdonarsi e di accogliere. Non so se è una cosa che vuoi... Vado, no, io sono logorroica, quindi interrompimi, cioè, io posso andare avanti, quindi dite però. No, nel senso che poi tornando indietro nella memoria a storie sia mie che di altri, no? Ti rendi conto che quanto più sei capace con la complessità e con la consapevolezza dell'età adulta di vedere quello che tu hai vissuto con occhio accogliente e quindi anche di perdonare gli errori che hai fatto, le stupidaggini che hai commesso, anche i torti che talvolta hai inflitto magari senza volerlo, e di accogliere la tua imperfezione. Da adolescenti, da ragazzini viviamo sempre spesso con questa idea che dobbiamo essere migliori, più bravi, più intelligenti, meglio vestiti, le più belle e quindi perfetti. Poi quando cresci fortunatamente ti rendi conto che la perfezione non esiste, se esistesse sarebbe noiosissima, e quindi impari a coccolare tutte le tue fragilità e quando poi le rividi e le rivivi col ricordo, ne sei felice, perché comunque anche quello fa parte, ha fatto di te la persona che sei. E quindi io lo scrivo a un certo punto, credo che bisogna essere anche proprio grati a tutto il nostro percorso, anche agli errori, perché grazie a quello, anche al dolore, perché quello ci ha permesso di uscirne fuori, di non uscirne, di conservare delle ferite, però comunque noi ci siamo e il nostro quotidiano è ricco ed è potente, ed è forte, può essere appagante, anche perché abbiamo superato, attraversato, conservato
delle fasi negative. E quindi secondo me in un percorso armonico di perdono di se stesso e quindi poi anche dell'altro e di riconoscimento dell'altro come essere imperfetto, anch'egli, anch'ella, ci dà la possibilità di vivere in un modo più armonico, quindi più felice, più compiuto, più stabile e più emozionante anche. C'è un capitolo che si intitola Diagnosi. Paolo incontra... Però questo non lo raccontiamo tutta la parte di Paolo. Vuoi andare? No, perché questo non raccontiamo Volevo... tutto, no? No. No, non spoilerò. Vabbè, non spoilerò, mi fermo molto prima. Va bene, no, vai. Incontra, abbiamo detto che Paolo nasce Paola, incontra due psichiatri nel corso della sua vita e sono due approcci diversi. Il primo approccio di non lo raccontare. Non lo vai alla domanda. No, allora, sai perché? Perché io, questa sono io, quindi magari non è la stessa cosa per voi, ma io detesto, io non leggo nemmeno le critiche cinematografiche, perché non so, io voglio andare a farmi un'idea, capito? Quindi dico, magari se c'è qualcuno che poi si è preso il libro, se gli raccontiamo delle cose in più, poi magari se lo perde, si perde delle cose. Va bene, allora sappiamo. Però fammi la domanda. Sì, la domanda era, ci sono due approcci diversi, due psichiatri ci danno due soluzioni diverse, se secondo te la società ha seguito, è andata di pari passo. Sì, non danno due soluzioni, no, non è una soluzione, cioè nel senso che ovviamente diciamo il percorso che ha portato agli studi di genere comunque diciamo è un percorso che va ancora avanti, insomma poi può essere più o meno diciamo ovviamente la scienza non è mai dogma, no? Quindi comunque ci sono dubbi, pensamenti, si va avanti, io su questo sono veramente molto laica. C'è una roba che non sopporto, ma non la sopporto in generale perché non sopporto lo stato etico o comunque l'idea che si debba poter essere giudicati per quello che si è o si debba attribuire un valore alle persone per come sono, cioè non c'è una scala gerarchica tra le persone. Io penso questo profondamente perché l'ho vissuto sulla mia pelle, perché poi so cosa mi ha arricchito e cosa invece mi ha impoverito negli incontri che ho fatto. Noi siamo tutti uguali, no? Siamo tutti uguali nei diritti, siamo tutti uguali anche nei doveri, però siamo fortunatamente tutti diversi e nessuno di noi vorrebbe essere uguale all'altro. Chi è che desidera essere uguale all'altro? Nessuno. Ognuno tenta di essere se stesso, di essere autentico, di capire chi è. Cioè, non so, a scuola studiavamo, no, dei filosofi greci che dicevano conosci te stesso. Tutta la vita abbiamo lavorato per conoscere noi stessi, perlomeno io ho fatto anni di psicanalisi, quindi tra un po' vado a Lourdes, come diceva Woody Allen, c'è ancora un analista che sta lì che ogni tanto sento, un po' che non ci vado, però vabbè, insomma, ci ho avuto un po' da fare negli ultimi tempi, quindi ci ho avuto tempo pure, mi mancava solo lo psicologo, lo psicanalista. Però ecco, tutto questo ci aiuta a consolidarci. Poi, insomma, io ho passato tutta la vita per cercare di capire cosa ero, cosa volevo, quali erano i miei valori, a rientrare in quello che mi faceva star bene. Ed è quello che tendenzialmente auguro a tutti, perché penso che quando si è armonici con noi stessi, appunto, ci si perdona, si impara a piacerci abbastanza, come ho detto nella mia epigrafe, diciamo ci aiuta a interagire meglio con l'altro. Però appunto l'idea che ci possa essere qualcuno che dica a qualcun altro che è sbagliato è una roba che io trovo insopportabile, e ciò avviene per qualunque espressione di noi stessi, dati fisici, orientamento sessuale, identità di genere. E io trovo anche insopportabile che si faccia ideologia, propaganda, o si cerchi di avere consenso parlando di fantomatiche dittature LGBT, tutte stupidaggini, perché poi
vediamo che insomma nelle cronache ci sono ragazzi omosessuali che vengono picchiati e non il contrario, cioè io non vedo orde di omosessuali che vanno in giro a picchiare gli eterosessuali, cioè, ci sono, quindi mentre invece vediamo purtroppo il contrario e vediamo discriminazioni sul lavoro. Io ho conosciuto il dolore di tanti ragazzi e ragazze omosessuali che non potevano raccontare loro stessi o essere liberamente loro stessi per il timore di essere giudicati. Ecco, una società civile, una società liberale, tutto questo non lo può tollerare. Ma non lo tollera poi anche per quello che noi siamo, se siamo appunto col corpo sovrappeso, il capello mal pettinato, ben pettinato, ognuno deve essere libero di essere se stesso, ovviamente se non dà fastidio, non crea un danno agli altri, però l'idea che poi sia proprio la diversità ad arricchirci. Ecco, io mi ricordo quando andavo a Londra, ero ragazzina, ero felice di vedere appunto il Sikh col turbante, che poi nel frattempo è diventato il sindaco di Londra, perché poi anche il premier, no? Sono passati 30 anni, però poi sono diventati appunto perché fortunatamente ci mischiamo, ci confrontiamo, impariamo, accanto al signore con la bombetta che tornava dalla City, ecco, e tutta questa diversità perfettamente libera di camminare uno accanto all'altro. Io la trovavo meravigliosa, perché non sopportavo quel conformismo giudicante che vedevo magari a scuola. Ecco, e questo vale per chiunque. E per me la libertà, che è il valore fondante del nostro vivere civile, deve essere sempre riconosciuta, e non sopporto che, ad esempio, si ritenga che in virtù di un'opposizione al cosiddetto politicamente corretto ci sia, per così dire, la libertà di insultare gli altri. La libertà di insultare non è una libertà, è solo un'educazione. E noi dobbiamo, e quando non so, vedo adesso leggiamo no, tanto di Trump e la cara Kamala Harris, eccetera, no? Il Biden si è ritirato, insomma, abbiamo tutti seguito e letto, curiosi di capire cosa accadrà, perché insomma è una vicenda veramente storica e anche abbastanza sconvolgente. Da una parte appunto un ex presidente americano che si ritira perché appunto abbiamo visto afasico, rallentato, quindi si sono messe in dubbio le sue capacità di azione, dall'altra abbiamo una specie di golpista condannato penale, però come di Trump c'è una cosa che io ho trovato la più orrenda delle cose che abbia mai fatto, che abbia mai visto fare ad un essere umano, ed è, andatevelo a rivedere, una volta durante la campagna elettorale delle prime presidenziali, da lui vinte, prese di mira un giornalista che era disabile e gli faceva il verso, ok? Ecco, quello non è politica, non è libertà, non è l'opposizione al politicamente corretto, quella è civiltà, ok? Allora, secondo me il rispetto di chiunque è fondamentale e non, diciamo, stigmatizzare, non catalogare, capire che l'altro, proprio perché è diverso da noi, ci può arricchire, perché in fondo se io parlo solo con quelli che la pensano come me o che sono come me, ma sai che noia, cioè io non mi interessa parlare con Serena Portone Mora o con Sereno Portone maschio, cioè io voglio parlare con qualcuno che la pensa diversamente, perché è solo grazie al pensiero diverso che io mi sono arricchita. E questo dovrebbe essere alla base di tutto, ma chi ha un pensiero diverso dovrebbe essere non solo accettato, ma anche, diciamo, stimolato a esprimersi, cosa che io cerco sempre di fare, però mi piacerebbe che appunto fosse sempre reciproco, ecco, questo, diciamo, mi piacerebbe che fossimo sempre e comunque tutti liberi di essere noi stessi e vedere scene di esaltazione. Abbiamo visto, non so, il ragazzo, il collega picchiato a Torino, no? Per aver ripreso questi scemi fascisti. Ecco, insomma, questa roba non solo deve essere condannata, ma di più, cioè non deve proprio esserci, non c'è, non esiste in materia, non è giusta.
parlato di giudizio, definendolo un esercizio di viltà, e un'altra parola chiave è la verità, che tu scrivi quell'estate imparai che la verità non esiste. Che cosa è la verità? Che idea ti sei fatta? Questo diciamo che poi è il motivo perché quando sai perché poi anche l'ho riscritto? Perché una volta questa storia mi ha sempre ossessionato, perché poi insomma, è un epilogo, è molto, è anche, diciamo, avvengono tante cose e sono ahimè tutte vere. Poi io ho romanzato la mia figlia, il personaggio di sé era un po' romanzato, le situazioni non mi sono cambiate, alcune situazioni sono diverse, eccetera. E una volta una collega che scrive, un collega giornalista che scrive tanti romanzi, mi disse: ma tu perché vuoi raccontare questa storia? Io ci ho pensato, ho detto perché mi ha insegnato che la verità non esiste, o meglio che appunto il giudizio è spesso un esercizio di viltà perché giudica chi non ha il coraggio di comprendere. E a questo aggiungerei che in fondo poi, adesso parlavo di diversità, in fondo siamo tutti, anche ognuno di noi stessi, nessuno di noi è una cosa sola. Allora c'è quella frase bellissima di Whitman che dice: contengo moltitudini. Io non sono quella che ero ieri e probabilmente non sarò quella che sarà domani, perché magari oggi pomeriggio, stasera parlando con voi, mi verrà in mente qualche cosa mentre vi faccio la dedica del libro, che poi dopo mi rimarrà nella testa e quindi comporrà, diciamo, il puzzle dei ricordi che fa sì che io sia quella che sono. Ecco, anche io stessa su di me, come forse ognuno di voi su voi stessi, è complicato dire chi siamo fino in fondo, e nella nostra contraddittorietà è anche la nostra possibilità di evolverci. C'è una frase di mi ricordo di chi, forse di Canetti, ma insomma di questi filosofi, che dice: le verità che racconto su me stesso mi danno l'impressione di essere bugie. Cioè ognuno di noi poi si evolve, cambia e si contraddice. Ovviamente io so di avere dei valori o delle posizioni molto, molto radicate, però poi nel quotidiano fortunatamente cambiamo, ecco, ed è questa assenza totale di dogmaticità che io credo sia alla base quello che penso essere io, il modo migliore di vivere, cioè l'essere sempre anche attenti a quello che ti succede, quindi sempre disposti al cambiamento. Poi io personalmente detesto la palude, detesto le situazioni statiche, ho sempre desiderato cambiare le cose che non mi piacevano, non sopporto le lamentele, non sopporto il vittimismo, e quindi in questo riconosco la mia e forse anche la forza di questa storia. I rapporti familiari, ci sono 3 famiglie, quella di Serena, di Vittoria. Una peggio dell'altra, no scherzo. Come sono queste famiglie degli anni '80? Beh, erano famiglie un po' spaventate, come tutte le famiglie, ovviamente protettive. Io poi penso che tutte le famiglie siano un po' disfunzionali, lo dico non in senso negativo, perché poi io in realtà, diciamo, la follia, l'anticonformismo, comunque l'apprezzo sempre tanto. E c'era sicuramente una dose di quella che io chiamo il matrimonio borghese, no? L'idea che tu stai insieme con un marito anche se quello ti tradisce o robe del genere, che è appunto uno dei motivi per i quali io non mi sono mai sposata, non perché comunque sono anche sfortunata probabilmente, non lo so, però comunque non ho mai potuto sopportare l'idea del matrimonio borghese, quello per il quale tu te sposi e poi lì finisce, insomma, e devi anche, diciamo, caricarti di una serie di relazioni, di situazioni che magari non ami perché io sono anche molto indipendente. Poi erano anche famiglie che forse per la prima volta generazionalmente dicevano a noi figlie femmine che poi dovevamo lavorare, studiare e non soltanto mettere su famiglia, no? Forse la prima generazione, quella forse 65-70, no? Erano quelle in cui le madri ci dicevano appunto studiate, lavorate, siate indipendenti. Però poi c'era sotto traccia anche l'idea che comunque se ti sistemavi con un uomo ricco era meglio. Non so se questo ci sia ancora. Come? Come c'è ancora? Un pochino? No, vabbè, poi certo, ma è evidente, insomma, si può... E quelle tasse, vabbè, comunque maschi e femmine, no, ecco, questo fa parte appunto dell'idea di unione borghese. E nello stesso tempo nel discorso del perdono c'è anche un po' questo, cioè io ho scritto anche dei capitoli pure un po', diciamo, crudeli nei confronti ad esempio della mamma di Vittoria, e che fanno anche un po' ridere perché
comunque la descrivo come un personaggio anche molto attenta a tutto quello che è forma, e che quindi ovviamente quando poi viene a sapere questa cosa da parte del fidanzato della figlia, impazzisce perché lo giudicava prima un ragazzo perfetto, bello, gentile, carino, e nello stesso tempo io impazzisco perché dico, ma è sempre la stessa persona, cosa è cambiato, no? E quindi anch'io ero combattuta tra l'idea di, diciamo, scoprire la verità e l'idea che invece la verità non la volevo proprio scoprire, perché io questo ragazzo gli volevo bene, quindi non volevo perderlo. E dico però anche che nei confronti dei genitori in generale, anche per loro vale un po' la regola che hanno provato a fare quello che potevano. Poi certo ci sono sempre padri e padri cattivi, ci sono storicamente, cioè purtroppo esistono a vari livelli, ma tendenzialmente diciamo nella media ognuno poi cerca di amare come può. È ovvio che a noi piacerebbe essere amati come ci piace a noi, non come possono gli altri, però poi se abbiamo questo tipo anche di perdono nei confronti dei nostri genitori, perché poi c'è una specie di catena del dolore, no? Cioè noi siamo quello che siamo perché siamo frutto di quello che ci hanno dato, trasmesso non solo a parole, ma con i gesti, con l'esempio, con i comportamenti dei nostri genitori, i quali a loro volta sono figli di quello che i loro genitori hanno dato loro. E questo talvolta si perpetua perché poi arriva a un certo punto alla generazione di chi è più libero, che è capace di mettere una cesura e di dire no, io quel tuo dolore non lo voglio più sulle mie spalle, io me ne voglio liberare, quindi non sarò più, diciamo, ricattatorio, insomma, nei meccanismi familiari spesso c'è il ricatto affettivo, il senso di colpa, potrei citare 1000 esempi di meccanismi malati che spesso talvolta ci sono nelle famiglie. Ecco, arriva un momento nel quale si arriva ad una generazione, donne, uomini, ragazzi, ragazze che invece si riappropriano completamente della propria vita, che si liberano di queste catene e a quel punto diciamo le generazioni si rinnovano e quindi le generazioni successive lo saranno probabilmente più felici e più armoniche. Ti faccio l'ultima domanda. Nel tuo romanzo c'è tanta memoria, ci sono ricordi, ci sono tanti oggetti, tanti film, c'è il Live Aid, ci sono i viaggi, ci sono tanti titoli, c'è tanta musica. Tu a questi anni '80 guardi più con nostalgia o con affetto? Tu sei un po' più giovane di me forse, sì, tu di che anno sei? 76. Io sono del 70. Allora io non sono una nostalgica, perché poi in realtà io cerco, da quando ho imparato a vivere nell'oggi, ho scoperto che si vive molto meglio. Quindi non guardo il meno possibile al passato ed è stato, diciamo, invece un importante scrivere questo romanzo perché ovviamente oltre alla storia in sé mi sono portata dietro, perché ho voluto proprio ricostruirli come vi ho raccontato. E quindi non amo la nostalgia, così come non faccio mai tanti progetti futuri, perché un po' perché ho paura della delusione e quindi non voglio, se poi dopo voglio faccio un progetto e poi dopo non riesco a realizzare, poi dopo mi intristisco e non voglio soffrire, cerco sempre di essere felice, cerco sempre di non soffrire. E poi perché si vive meglio, perché se tu impari così a vivere istante per istante, ad analizzare i momenti singoli della tua vita, poi sei indubbiamente più portato a emozionarti anche per delle banalità. Passeggiavo per banalità che poi non lo sono, però per dire anche per cose che daresti per scontato, no? Passeggiavo per il lungomare di Alghero, c'era il tramonto, io adoro i tramonti, l'ebbrezza del tramonto sul mare per me è sempre un momento meraviglioso. Dovunque io lo viva o lo veda, ho fotografato più tramonti che gatti, però è sempre un regalo bellissimo che la vita mi dà e quindi so che sembra una banalità, una sciocchezza, però credetemi che da quando impari o da quando hai la fortuna, perché io ho anche la fortuna di emozionarmi, delle volte quella fortuna te la perdi perché sei stanco, perché sei sciacco, perché
sei arrabbiato, non te ne frega niente, quindi puoi essere di fronte all'oggetto, al paesaggio più bello del mondo, ma non te ne accorgi. Ecco, invece più ti accorgi del presente, più impari a viverlo bene. E poi perché il secondo punto per il quale non faccio progetti è che, diciamo, talvolta quando si realizzano i desideri che tu hai tanto avuto al cuore, ti rendi conto che poi non era quello che volevi. Ed è il meccanismo di preghiere esaudite, c'è un esempio perfetto di Truman Capote, detto Truman Capote, si dice all'americana, questo il doc sulla sua Capote, che così dicevano, sì. E che nell'esercito di preghiere esaudite lui cita questa frase attribuita a Santa Teresa d'Avila che dice: i cieli sono pieni, sono maggiormente pieni delle lacrime versate per le preghiere esaudite che per quelle invece che non si sono avverate. Il che è molto vero, perché tante volte può capitare, è capitato nella vita, tu desideri fortemente, che so, un uomo, un ragazzo, un oggetto, poi quando ce l'hai perdi interesse, o comunque non è quello che tu pensavi che fosse, allora tanto vale non fare, non alzare gli occhi al cielo, ma pregare solo per il tuo quotidiano e non per avverare chissà quale sogno. Quindi nostalgia no, oppure più affetto sempre. Ecco, quello sì, hai usato la parola giusta perché è proprio la coccola, il coccolare il proprio passato, nel bene e nel male, quello che poi ci porta a essere in fondo orgogliosi di quello che abbiamo realizzato. Siamo andati avanti giorno dopo giorno in questo viaggio che è, per carità, meraviglioso, la vita, però può essere anche molto crudele e molto doloroso, e siamo ancora qua, no? Ci siamo per dire, noi stasera siamo qui, siamo sconosciuti per lo più, io sono una sconosciuta, voi lo siete per me, però per un qualche minuto abbiamo stabilito comunque una connessione. Io guardo sempre gli occhi di chi mi sta di fronte e delle volte guardando i vostri volti cerco di intuire cosa c'è dietro gli occhi che mi guardano, e questa connessione che poi così è istantanea, però è molto bella, perché comunque abbiamo prestato attenzione l'uno, voi a me, io in qualche modo a voi, anche se non vi ho ascoltato, però mi ha fatto piacere leggere nei vostri sorrisi magari qualcosa della vostra vita, che forse non saprò mai, o forse chissà, magari un giorno saprò. E tutto questo è la vicinanza dolce che poi abbiamo visto nel titolo, no? L'idea che se sei vicino con dolcezza alla persona che ti è accanto, forse puoi sperare davvero di costruire un presente migliore e soprattutto di essere più sereno e più felice. Grazie. Allora, questa è la settimana del Festival Liquida. Da giovedì a domenica, Basilica di Saccargia, Festival di Letteratura Giornalistica, iniziamo con Roberto Casalini, Peter Gomez, Michela Ponzani e Sigfrido Ranucci, e quindi vi aspettiamo dopo le 8 alla Basilica di Saccargia. Sono tutti amici miei. Tutti amici suoi. Allora aspetta, terminiamo con Luca Sommi domenica sera. Luca Sommi meno, non lo conosco. Però sarà, no, però ottima scelta anche quella, non per carità, però vedi quanto sono sinceri, non so di bugie, perché loro sono tutte leader, Sigfrido, figurati, la Ponzani, eccetera, sono persone che conosco molto bene. A proposito, Michela anticipa di un giorno e presenterà il libro Processo alla Resistenza, mercoledì alla Basilica di San Gavino a Porto Torres alle 20. Siccome di resistenza abbiamo tutti di capire che cosa è stata e che cosa può essere ancora la resistenza, abbiamo tutti bisogno, l'invito è di essere numerosissimi come siete stati qua, anche per Michela dopodomani a Porto Torres. Nel frattempo speriamo di vedervi tanti anche lì, di vedervi ascoltati, nel frattempo grazie. Lorena Pias, grazie. Serena Bortoni, grazie. Grazie a tutti voi di Mala Sardegna, grazie. Ci ha piacere di acquistare i libri e Serena fa il prima copia e la fila la facciamo come le altre sere da questa parte. Grazie. Io vi faccio pure